Si è avvalso della facoltà di non rispondere, è stata una sua scelta personale. Dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto, di ricordarsi solamente da quando è stato arrestato e posto sulla vettura della polizia. È stata l'avvocata Simona Brambilla a spiegare alla Min Saidilli, il 22enne di Conegliano arrestato per la brutale aggressione davanti a un bar di San Siro, perché si trovi in carcere con la pesante accusa di tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. La Min, ripete a più riprese la legale, non ricorda di aver accoltellato senza motivo un 55enne alla schiena, colpendolo più e più volte con una lama di 21 centimetri, come si vede nel video delle telecamere di sorveglianza del locale. Poi l'arresto, documentato in un altro video. Un bersaglio facile, una vittima scelta a caso. Brambilla ha spiegato al suo assistito che il ferito è fuori pericolo. Difficile però parlare di pentimento. La memoria del ragazzo ha cancellato tutto, tanto da rimanere in silenzio davanti al jeep. È un ragazzino, sembra molto smarrito, ecco. Dal punto di vista della misura, anche lì la Min, piuttosto che mettere il papà in una brutta posizione, mi ha detto che per il momento non avrebbe intenzione di chiedere la sostituzione della misura e quindi di permanere ancora in carcere. Parole shock alle forze dell'ordine che lo hanno arrestato. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, ma, dice l'avvocata, neanche di aver pronunciato quella frase si ricorda. Eppure non emerge che fosse alterato da alcol o droghe. Dalla ricostruzione dei suoi trascorsi risulta una permanenza in carcere in Inghilterra prima del suo rientro in Italia, avvenuto a inizio anno. Gli inquirenti stanno cercando di risalire a tempi e motivi della detenzione in Gran Bretagna, se per una rapina o per un atto di violenza simile a quello di San Siro. A Milano è arrivato il 23 giugno dopo essere stato cacciato di casa dal padre in seguito a una lite. L'avvocata si è confrontata con entrambi i genitori, malgrado la madre si trovi attualmente all'estero. Sono basiti e nessuno di loro naturalmente si sarebbe mai aspettato, e in più passaggi mi chiedevano le prove di quello che io gli dicevo. Al difensore non risulta nella maniera più assoluta, così dice, che la Min sia in cura per disturbi psichici, anche se è vero che il 22enne non risulta affatto lucido. L'ho trovato molto confuso e già che uno non si ricordi un episodio del genere mi sembra alquanto sintomatico di una situazione, però non sono in grado di poter interloquire sul punto, chiaramente non è una mia competenza. Raga, mo' detto, non